La Sicilia, mia mamma praticamente ha avuto problemi perché è caduta. Da quel momento non lo so che cosa le ha preso, non si è voluto mettere più la dentiera. Una signora che è abituata, che mangiava sempre con la dentiera, come si fa a farla mangiare altre cose? Quindi praticamente per 3-4 giorni non ha voluto mangiare. Allora io ho sperimentato che lei si mangiava volentieri questi biscotti inzuppati o nell'orzo, o nel latte, o nella Coca-Cola, e quindi praticamente con queste io la sfamo, diciamo, e sono sempre qua che faccio biscotti al latte. Mi è venuta l'idea oggi di fare con questo impasto di biscotti al latte, di fare il dolce siciliano alontino, diciamo, il dolce alontino delle condorelle che praticamente venivano fatte nel passato quando io ero ragazza, venivano fatte sia col pane, si faceva il pane in casa e si faceva la condura col pane e poi si mettevano queste uova bollite e praticamente, oppure con i biscotti però venivano fatte quelle là Saime, ma quelli sono un pochino più fastidiosi perché ci vogliono solo 12 ore di lievitazione. Quindi praticamente io ho deciso di farle con l'impasto di questi biscotti al latte. Allora li ho stirati, ho fatto il cerchietto con i biscotti intrecciati, ora prendo l'uovo che deve essere bollito perché altrimenti scoppia, quindi lo metto al centro di qua. Per fissare l'ovetto faccio delle strisce che appoggerò di sopra. E le ricette di una volta, oggi in questo nuovo video. Buon pomeriggio amici di Bella Sicilia, con la signora Yolanda stanno arrivando tanti complimenti. E continuate a scriverci, condividete il video, vediamo anche di interagire con voi in questi 5 minuti di diretta. E allora abbiamo... E sua madre quando gusterà questo dolce sarà davvero... Sì, lei felice. Lei è felice, ma mangia volentieri, queste qua li mangia volentieri, quindi io gliele faccio perché so che li mangia volentieri. È una fatica perché dato che lei mangia solo questi biscotti si consumano e quindi sono sempre qua in questo laboratorio che faccio biscotti, però... Per sua madre questo è altro. E infatti... Nel video precedente disse che la tratta come una principessa. Io le dicevo a mia mamma che praticamente lei era meglio della regina Elisabetta quando lei era in vita, perché praticamente la regina, prima di tutto, che aveva tanti problemi con i figlioli e quindi anche dispiacere, e poi doveva lavorare perché doveva fare la regina, aveva compito istituzionale anche, e mangiava da sé, invece lei veniva imboccata da me. Quindi io dicevo sempre, tu sei meglio della regina d'Inghilterra. E quindi adesso spennelliamo un po' l'uovo. Abbiamo spennellato con l'uovo e ora le mettiamo i chicchetti di avolina. Per tutti i collegati, sono davvero in tanti, vogliamo ripercorrere un po' gli ingredienti e le dosi, li ripetiamo? Allora, come dosi sono un chilo di farina, 350 grammi di zucchero, 250 grammi di latte, 3 uova, 4 cucchiaiate di olio e 2 bustine di ammoniaca e l'uovo per spennellare. E questo qua è a posto. E poi in forno per quanto tempo, a quanti gradi? Allora, 180 gradi per 20 minuti. Ne faccio un altro così questi qua te le porto dopo. Allora continuiamo la registrazione. Salutiamo per il momento dalla diretta tutti gli amici di Bella Sicilia.
poi gli altri li faccio. Vi invitiamo a guardare il video, prendete carta e penna e segnatevi tutti gli ingredienti e i vari passaggi di questa ricetta che tra poco sarà pubblicata sulla pagina Facebook di Bella Sicilia in maniera completa. Ecco, biscottino, ci mettiamo l'uovo, gli spiccetti sull'uovo per quanto non si spacca. Bello da vedere, buono da mangiare. E poi oggi nel contesto dove tutto ebbe inizio, dove la prima ricetta con la salsa fatta in casa diede il via ai nostri contenuti. Ne abbiamo disfatte di strada con Adriano qua da quando ci siamo conosciuti. È sempre un grande piacere per tutti noi veicolare le più belle ricette della Sicilia. E tutti quando mi incontrano, quando mi dicono il prossimo video quando lo fa? Ma io sono vecchietta, che cosa devo fare? Ed intanto salutiamo Marco che ci segue da Torre Grotta, Dolcesina, Maria, Filomena. Davvero siete in... Spendigliamo. E si vede la passione che ha, signora, davvero trasmette tutto questo nelle sue ricette, i commenti lo Ora li testimoniano. possiamo infornare. E allora vi salutiamo, noi continuiamo a registrare il video che tra poco sarà pubblicato in tutti i suoi passaggi. Grazie signora Yolanda! I video continuano, continuate a seguirci.